La Lega Veneta è sotto shock. Antonio Mondardo, 51 anni, tesoriere del partito e segretario provinciale uscente di Vicenza, ha tentato il suicidio tagliandosi le vene. Il dramma si è consumato al momento del suo rientro a casa dopo la riunione del direttivo regionale che ha accettato le sue dimissioni. È stato solo grazie al provvidenziale intervento a distanza della moglie, insospettita da un'accorata telefonata del marito, a salvarlo. L'allarme, il pronto intervento e il trasferimento in ospedale dove Mondardo è stato operato d'urgenza. Ora l'esponente politico vicentino è fuori pericolo ma resta ricoverato in osservazione. Una vicenda drammatica scaturita, pare, a seguito delle tensioni accumulate nella battaglia interna alla Lega, esplosa un mese fa quando i vertici del partito avevano nominato vice vicario del Veneto il veterano Paolo Franco, che in terra vicentina è da sempre il rivale di Mondardo. Una scelta che Mondardo ha considerato uno schiaffo personale presentando le dimissioni. Dispiace perché Antonio Mondardo è sempre stata una persona tranquilla, pacifica, che in qualsiasi momento, sia nell'era con Giampaolo Gobbo prima e sia nell'era con Flavio Tosi poi segretari nazionali, io l'ho conosciuto in entrambe le situazioni, è sempre stata una persona moderata che ha cercato sempre di calmare gli animi da qualsiasi parte fossero, quindi dispiace molto perché Antonio Mondardo, oltre ad aver dato insomma la vita da sempre per questo movimento, credo che comunque non si debba arrivare a questa situazione di tentare di togliersi la vita. Commissario a Vicenza è stato nominato Franco Manzato, guiderà la Lega fino all'autunno.